Uè, o fevelin di... Si chiama il Fogolar di Ticchiuti e è il nome di una pagina Facebook che fevele di cucine, anche di recipes da tradizione furlane e che dall'anno passato sta vinto un gran successo soprattutto coi furlans dal forest. Responsabile di queste biele nuove sui social e anche dal sito che si è zontato subito dopo, venga stai www.ilfogolar.com, a Tiziana Bellini, una signora di Murus che in tal 2020 via per il lockdown e ha deciso di darsi fur con queste due iniziative online per insiorare anche in modi più le sue grandi passioni per cucine e per tradizioni enogastronomiche furlanis. Mandi a lui le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue o Fevelin di un programma fatto da Sederai di Udin, Dut par Furlan, che potesse ascoltare in radio e anche su internet. Lant sul sito www.fvg.rai.it. Grazie alle regie di Arianna Zani, al mixer audio Giampaolo Zucchi e Antonia Pigliosio che collabora a queste trasmissioni. Dunque, Fevelin di queste due iniziative online dal sito www.ilfogolar.com, prima in chimo le pagine Facebook Il Fogolar di Ticchiuti e come lo fasin con le creatore, che è Tiziana Bellini, che viene al telefono. Mandi Bellini. Buondì Turloni, c'è Mussino. Tutto bene, grazie. Ecco, di dove viene al fur il nome Il Fogolar di Ticchiuti? Allora, il Fogolar di Ticchiuti sono due robis separati. Io do di che il nome perché su internet e la televisione le plendi che cucine di tutto, no? Ma io volevo intendere al di più, quando lo hai pensato, quando hai provato a scriverlo. E volevi anche fosse beata alle friulanità, perché per me, insomma, pensi anche per chi altri spurlans, il fogolare è che il pues, dove che si sta al gialdo, dove che si contano le storie, le famè, anche le liendis, le splabis e i frus. E non dove è che si cucina, ma anche sozzere, che è un pues dove che le famè furlane ten conto le slidris, le proprie storie. E io il fogolar lo vivevi con le nonne delle, che era sta a Quardi Rosazis. Invece Ticchiuti e lei il sorenon che doprave che altre me nonne, le nonne meglio di Mangian, anche di piccinine mi diceva ven cá le me Ticchiuti. Perché per contentare tutti i due li nonni che purtroppo non sono più, ho io dai di chi non, il fogolar di Ticchiuti. Ma pensavi tu che di dopo il lockdown in ca al diventare un successo così importante, soprattutto con i furlans all'estero, tal forest, perché si sono riconosciuti da ricette da tradizione furlane alla fine? Dunque, quando io ho cominciato, non sai come so arinzai, rosso, arancione, o c'è tipo di colore che avevi, ho cominciato perché pensavi che le ricette che mi domandavi i miei amici potevano servire dove i miei amici che mi conoscevano e invece dopo una settimana che avevi pubblicato le ricette di Gubane mi hanno scritto dal Belgio, dopo un mese ho attaccato a scrivermi anche da Svizzera, da Francia, ma anche da Argentina, da Australia e allora ho capito che avevi di fare di più perché i furlans che sono lontani e che sentono le nostalgie dal Friuli. Non avresti mai pensato. Ma, no. Ecco, ma le tue passioni per cucine, no? Al di là come tu non sai scontare da Linonis, in realtà dopo si è affinate un po' di besole anche, Sì. Perché quando ero piccola, io facevo dei nonni, perché quando ero piccola stavo in grande team con loro e tutti e due si cucinavano, con che di mangiare ho imparato a fare le torte, queste testue a legno, quei legni, insomma, e con che altro ho imparato a fare il brustolato. Ma dopo che quando sono diventata un più granduta, è arrivato il momento che avevo io di quei che i plus, no? Ma le nonni non erano più e non arrivavi a tirare fuori dei pignati il stesso profumo che avevi. Fin quando sono arrivati ad ora a capire che la minestra di nonne Melie e il sapore che si profumo era quelli fuori de verdi, e invece te panade che faceva che altre nonne era che gli metteva dentro una fuori di orar. Come che io tal studiato, tal siridica, perduto le ricette, mi sono talmente imberdeate sta ricette proprio che non so più sentate fuori. Ecco, così è stato
le mie appassionami proprio alle ricette furlane. Ecco, visto che ti hanno dato anche visibilità le stampe locali, eccetera, su queste iniziative, una roba che mi ha colpito e che tu mi contavi anche tu, è che tante int da tiarci generazioni, quartis che sono là all'estero, quindi i nevosi, pronevosi, magari seguissero le tue pagine Facebook e dopo magari e conti alle loro maris, alle loro nonis, o magari fanno una ricette da tradizione furlane che li fa quasi commuovi, no? Mi pare che tu mi avevi scontato tu. Sì, è proprio succeduto un fatto che se vai di viodilo hai proprio di scancellare i noms, perché con le frutte dal Paraguay, frutte varrà 40 anni, insomma, come mi ha mandato delle fotografie di somari che mangiava il brut brustulat. Praticamente i nonnos di queste frutte sono la svie dal Friul, prima delle guerre, insomma in quel periodo lì, sono là sta in Argentina. Dopo di lì si sono trasferiti in Paraguay e le madri di queste frutte diceva che di piccole mangiava il brut brustulato e mangiava però che non sapeva come farlo. Le figlie lo ha chiatato sulle mie pagine, lo ha tornato a fare e sua madre va biel che lo mangiava perché si visava di quando era piccinine. Beh, insomma, le tradizioni che uniscono praticamente i furlans pal mondo, le tradizioni di mangiare. Ecco, esatto. Quali sono, a parte dal brut brustulat, ma altre ricette da tradizione furlane a cui tu sei più affezionato e che magari non si incuriosiscono anche noi? Beh, le gubane e il frico non ci discuti, no? Chi proprio per là sul classico di Zin. Più in generale, io sono affezionata proprio forse perché anche io sto diventando vecchiute, a che anche il profumo dei ricordi, no? Che già da metà il profumo ti fa venire, vanno dai voi le chiese dai nonnos, non sai, i gnocchi con gli cispis, sì. no? O il pan di sorco, o il profumo da seputis dal fenoli che ven su biel che bolle panade. Noi una ricetta in particolare, cioè che a me mi pe alle cosine furlane, alla il fatto che, può spiegare, le cosine furlane, no? Nonostante tutto il via vai di Popo e di Int, Covinvut, ovvero mantenuta una forte identità, una dignità che arriva anche in tavole. Sì. Alle forse più un orgoglio, no? Sì, è vero che roba chi è vero. Ecco. Come col Tocci in Braide, no? Il Tocci in Braide si faceva perché non l'erano gli altri, no? Sì. Però Luigi Veronelli, io mi visi di veletto queste robe qua, al diventava matto anche lei a mangiare di Gianni Cosetti a Tulmiet, ma al diventava matto anche perché Gianni Cosetti le reclamate l'orde, chiarne, no? Perché lui al favela poco e faceva tanto. Tra l'altro il Tocci in Braide che comunque è diventato un plat gourmet in tanti trattoresi, in tanti ristoranti anche furlans, insomma. Ecco, tan buon che mai. Sì. Gourmet o no gourmet, ecco. Sì. Un po' calorico magari va bene. Comunque, volevo domandare, ho sai che tu stai svinto un gran successo anche a livello mediatico e tu varrai progetti anche a livello italiano, come senza fanno ma ho sai che un gran cogo televisivo ti ha ciruda, insomma. Sì, io roba proprio di qualche giornata fa. E disin che ho sin las d'accordo e mi toccherà la Milano. Beh, disin Alessandro Borghese, via, dai, così lo vendite. Ecco, lo vendite. Il primo di ottobre vai di là a Milano, e di c'è, insomma, in a giù con i pignatutis e boh, insomma, però, ecco, mi hanno notate. Il mio progetto, invece, qua dentro io tal cura, è di, ma perché me l'hanno mandato tanti persone via Facebook, sì? Parta in video le ricette. In modo che puoi imparare più facilmente. Bene, allora te lo auguri, ovviamente te lo auguri ad implen perché i social voi le fasi e principalmente sono che le inte seguisse di più. Grazie veramente per aver fatto questa biretta baiade con Tiziana Bellini, riguardi il Fogolar di Ticchiuti, che ovviamente le le pagine Facebook che potete là a visitare e anche il sito ilfogolar.com. Grazie ogni ben e buon lavoro e buone iniziative dal Mangià. Grazie anche a tutti gli ascoltatori che non sanno seguiti, anche ascoltatori, si sto rinascentito, mandi binore, mandi a tutti.